Operato con successo un paziente di 98 anni affetto da tumore gastrico. È successo all'Istituto Oncologico Veneto a Padova, dove il paziente affetto da tumore maligno stenosante allo stomaco è stato operato dall'equipe dell'unità operativa complessa di chirurgia oncologica delle vie digestive diretta dal dottor Pierluigi Pilati. L'operazione è stata effettuata il 31 gennaio scorso e rappresenta un risultato di grande livello clinico considerata la complessità della patologia e l'età avanzata del paziente. Ad essere operato il signor Iginio Sergio Bessega, classe 1928, che era giunto all'attenzione degli specialisti dello IOV a seguito di progressivi peggioramenti nel decorso della malattia. Il signor Iginio presentava un progressivo calo di peso, dolore epigastrico, impossibilità ad alimentarsi, nausea e vomito. Gli accertamenti diagnostici hanno confermato la presenza di una neoformazione gastrica occludente localmente avanzata. L'anziano è stato quindi sottoposto a una gastrectomia totale, procedura che ha previsto l'asportazione di 2/3 dello stomaco, ma che è stata portata a termine con esito positivo. Il decorso post-operatorio è stato regolare, consentendo la dimissione del paziente dopo 5 giorni dall'intervento. Mi sono affidato completamente ai medici, racconta il signor Iginio. Alla mia età non pensavo di affrontare un'operazione così importante, ma sono stato seguito con grande attenzione. Posso dire di aver ricevuto la vita 2 volte, la prima da mia madre, quando mi ha messa al mondo, la seconda a 98 anni dall'equipe dello IOV, che desidero ringraziare di cuore.